tutti, io sarò il più sintetico di tutti. Allora, ringrazio innanzitutto i presenti, ringrazio l'amministrazione comunale, ma soprattutto gli artigiani, perché poi senza gli artigiani non si potrebbe fare la mostra artigianato. Quindi darò dei dati molto veloci. La mostra artigianato quest'anno sarà divisa in due parti: una parte al museo, che sarà solamente espositiva, mentre ci saranno 4 siti nel centro del paese, e la novità di quest'anno è proprio la presentazione dei progetti di anno largo. La parte dell'esposizione che vedrete qua nell'edificio museale è divisa in due parti. Ci saranno le rappresentanze dell'artigianato sardo, quindi partendo dai vari settori, dalla tessile al vetro al ferro. È una parte che racconta un po' anche la storia del tessuto. Ci saranno alcuni pezzi della collezione permanente del museo che dialogheranno con alcuni dei più rappresentativi e riconoscibili tappeti della Sardegna. La parte museale poi sarà quest'anno collegata idealmente con gli altri siti espositivi da un filo verde. Questo filo verde, che praticamente è stato realizzato tramite un intervento artistico urbano dall'artista Vincenzo Pattusi, che ha come titolo Shake Snake. Mentre quindi la parte dei 4 siti, che saranno Casa Serra, Salone Parrocchiale, Casa Piglia e Casa Foggia, avranno come allestimento la parte, come dire, più commerciale, quindi la parte che un po' descrive tutta la tipologia di produzione dell'artigiano. Quindi io chiudo, vi lascio alla visita della mostra, grazie ancora, buonasera.